Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda questo live news di friulitv.net, dunque aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Un uomo di 30 anni italiano è stato individuato e denunciato dal personale della Polizia di Stato di Udine con il coordinamento della Procura della Repubblica in quanto ritenuto responsabile di almeno 5 episodi di molestie mediante atti osceni ai danni di giovani donne. Secondo quanto ricostruito nel corso dell'ultimo mese, l'uomo, dopo essere sceso da un SUV, in almeno 2 circostanze ha compiuto atti osceni in prossimità delle fermate dell'autobus. Gli investigatori hanno appurato che episodi di questo tipo si erano susseguiti sin da gennaio 2020. Le vittime hanno raccontato che mentre facevano jogging in zone campestri della città venivano avvicinate e superate dall'auto che si fermava lungo la via in attesa del loro arrivo. La squadra mobile di Udine ha lanciato un appello affinché eventuali altre vittime denuncino l'accaduto alle forze dell'ordine. Un nuovo passo avanti nella semplificazione burocratica delle attività agroalimentari è stato fatto dalla Regione Friuli Venezia Giulia con l'approvazione da parte di Bruxelles del regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne. I dettagli del documento, pubblicato sul Bura a dicembre, è stato presentato a Udine direttamente agli imprenditori dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria e dal Servizio Valorizzazione e Qualità delle Produzioni della Regione e da AgriFood FVG, che ha collaborato per la stesura dei manuali di buone pratiche assieme alle aziende sanitarie e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. In Friuli Venezia Giulia su 8.966 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.067 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'11,90%. Sono inoltre 21.410 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.126 casi, 14,60%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 474. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 14 persone. Proprio una notizia veloce di sport, calcio, ferma la Serie A e la Serie B per gli stage delle varie nazionali, si gioca comunque la Serie C e nell'anticipo odierno è appena terminata la partita, non buone notizie per quanto riguarda la Triestina perché per gli alabardati arriva la terza sconfitta consecutiva, infatti la Labarda è stata sconfitta per 2-0 in quel di Lecco. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti